che dire? No, figurarsi. Allora, io intanto, oltre a ringraziare voi, ringrazio un amico carissimo che, pensate, è venuto da Trento per partecipare a una serata di indipendenza veneta e capire che cos'è il nostro movimento. Io so che molti di voi, io stesso, avete il desiderio di capire come sarà uno Stato veneto sovrano indipendente. Io vorrei parlarvi di questo, ormai sono anche un po' stanco, un po' logorato di ripetere perché, come indipendenza veneta, quali sono le ragioni storiche, le ragioni politiche, le ragioni sociali, le ragioni economiche, e basterebbe questo, ma bisogna dire anche le ragioni fiscali e tributarie, perché tutti i grandi cambiamenti sono determinati sempre da un fattore fiscale che fa traboccare il vaso. Ripeto, mi piacerebbe parlare di quello che è il Veneto indipendente che io già vedo, perché è la realtà che ci muove al cambiamento. Penso alla giustizia, che è un po' il mio impegno anche professionale, è un disastro, e voi, chiunque ha avuto a che fare direttamente o indirettamente col mondo della giustizia, sa che è un ambiente dal quale è meglio stare lontani. Non parliamo della sanità. Abbiamo toccato due momenti importanti della vita della gente. Noi, per esempio, per la giustizia vorremmo subito, per esempio, un codice semplice, c'è già nei cassetti. Un magistrato veneziano, Carlo Nordio, l'aveva realizzato con una commissione di validissimi esperti nella legislatura 2001-2006, era stato lodato da tutti e l'hanno messo in un cassetto. Noi saremo in grado, dal momento in cui abbiamo l'indipendenza, di dare vita a quel codice, per esempio. Noi vogliamo processi in primo grado in 3 mesi, in secondo grado in altri 3 mesi, in 6 mesi devo sapere se sono colpevole o innocente e se ho diritto o se ho torto in una causa civile. Come vorremmo che in materia di salute e di sanità la nostra gente, e soprattutto chi è meno difeso, non dovesse andare al pronto soccorso e farsi dire da un impiegato se il bollino è bianco, giallo, verde o blu. La salute non ha bollini, la salute è richiede immediatamente una risposta. E poi tocchiamo, se volete, l'ultimo tasto, quello del fisco. Ma voi pensate che sia tollerabile sopportare ancora un fisco a questi livelli? Indipendenza veneta, come spiega sempre bene il nostro presidente, il nostro segretario, chiedo scusa, ma anche il presidente, che ne ha competenze specifiche come economista, è stato consulente della Banca Mondiale, è stato ed è docente universitario nella materia. Abbiamo degli esperti, abbiamo spiegato che sarà difficile ridurre le tasse in tempi immediati. Ci vogliono 2 o 3 anni, perché arriveremo a un collasso, perché non è neanche facile, non si può ridurre immediatamente le tasse. Questo è l'assurdo. Noi, i nostri imprenditori, 7.000 imprenditori hanno chiuso per andarsene all'estero per sottrarsi a una tassazione giugulatoria, incostituzionale, assurda, intollerabile, ingiusta, ditelo come volete, certamente fuori dell'accettabilità, perché impedisce loro la concorrenza allo stesso livello delle aziende del settore, che sono poche centinaia di chilometri, a 100 chilometri soltanto da noi, in Carinzia, in Svizzera, in Slovenia, in paesi che un tempo noi guardavamo come realtà da terzo mondo. Ho toccato solo 3 tasti: la giustizia, la sanità e l'economia e la tassazione, e basterebbe già questo. L'Italia, capite, non è più in grado di dare risposte a queste nostre esigenze, che non sono più differibili. Non è pensabile che abbiamo e registriamo oggi 82 persone licenziate, 82 in media al giorno. Sono 82 famiglie, è gente senza risorse, è gente che non ha strumenti per difendersi, in una terra dove c'è la curiosità, c'è voglia di lavorare, non dove la gente si nasconde.
bisogna garantire alla nostra gente il diritto di lavorare. E allora, se ne abbiamo le capacità, se ne abbiamo i mezzi, ne abbiamo le conoscenze, gli uomini, le strutture, dobbiamo continuare in una situazione di declino e di recessione. Qualcuno ha detto fermiamo il declino, sì, e prolunghiamo l'agonia, gli ha detto qualcun altro. Questa è la realtà. Volete prolungare l'agonia o volete la libertà e l'indipendenza come un nostro diritto? E allora, se è un diritto, e qua devo nuovamente accennare il tema, vediamo di capirlo, perché oggi io ero in consiglio regionale e purtroppo avete presente quelli della Formula 1, no? Che sono alla griglia, che guardano ai monitor, hanno sempre il tacco che fa così. Beh, oggi il mio piede era sempre così, perché avrei voluto intervenire in un dibattito a volte scialbo, a volte incredibile. Qualcuno ha parlato di concessione dei diritti, di sono cose d'altro mondo, gente che parlava dell'argomento senza conoscere nulla in materia di diritti all'autodeterminazione. Voi capite, con questo livello di competenza o incompetenza non si va da nessuna parte. E quindi è stato anche curioso, per la verità, anche piacevole vedere che qualche personaggio che poi ha votato a favore, che abbiamo ringraziato, che abbiamo accompagnato a una decisione di voto che è stata alla fine positiva, ha esattamente ripetuto, probabilmente vedendo i nostri filmati, i nostri interventi, le nostre conferenze. È stato incredibile, quasi i gesti taluno li faceva come noi. Ha spiegato a modo suo, con meritoria a volte impegno, con anche un certo effetto, ha spiegato cos'è il diritto all'autodeterminazione. Altri ne hanno parlato negando un diritto. E come si fa a negare una cosa di cui non si ha conoscenza? Come si fa a dire che non esiste il diritto all'autodeterminazione? Il diritto all'autodeterminazione, vedete, per negarlo hanno dovuto dire che non è nella Carta Costituzionale italiana. Allora abbiamo cercato, e qualcuno ha raccolto le nostre indicazioni, di spiegare che inevitabilmente il diritto all'autodeterminazione non c'è nella Carta Costituzionale italiana, perché nessuna Carta Costituzionale al mondo prevede il diritto all'autodeterminazione, perché nessuno Stato è contento su una parte di quello che considera propriamente o impropriamente il suo territorio, se ne va o ritiene di andarsene. E allora che cos'è sto fantasma? Che cos'è questa realtà che sembra una nuvola dissoluta nel mondo del diritto, quasi una chiacchiera degli esperti più che una cosa concreta? Vedete, è innanzitutto, una volta fino al 1945 il diritto all'autodeterminazione era un mero principio politico, cioè vuol dire una semplice volontà politica, non era un diritto, non era un diritto. La maturazione è avvenuta col tempo, dalla Carta dell'ONU in poi, avrete sentito parlare anche prima, immagino, quello che era un principio, quindi un'aspettativa politica, è diventato un vero e proprio diritto. Diritto cogente, cioè vuol dire immediatamente esecutivo, immediatamente operativo. Dove immediatamente operativo? All'interno di quegli stati che hanno fatta propria, che hanno riconosciuta con specifico atto la Carta dell'ONU, la quale lo regola, lo prevede in modo esplicito, in modo chiaro. Se non bastasse la Carta dell'ONU, dopo il 45-48 c'è stato anche nel 1977 c'è stato un patto di New York che lo ha nuovamente sottolineato, descritto e regolato. Insomma, c'è nella legge internazionale. E allora dove sta il punto che non viene colto da molte persone che si improvvisano così a discutere di questa materia? Sta nel fatto che, diciamo, siccome gli stati nelle loro costituzioni normalmente, anzi quasi sempre, come ho detto, non lo regolano. Lo regolava la Russia, però quando qualcuno ha cercato, l'ex Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche, però quando ha cercato di
qualcuno ha cercato di invocarlo, di esercitarlo, gli hanno mandato i carri armati. Al di fuori di questo caso dell'URSS non ce ne sono altri, perché come dicevo le costituzioni non lo regolano. E allora come se ne viene fuori da questo ginepraio, da questa situazione apparentemente contraddittoria? Se ne viene fuori ragionando. E vedete, in Italia quando si ragiona e quando si invoca la legalità, quella legalità che viene quotidianamente disprezzata, calpestata, violata a livello di legge ordinaria e a livello di legge costituzionale, li metti in difficoltà, in imbarazzo. Perché uno che si muove nella legalità e democraticamente ovviamente mette in imbarazzo e in difficoltà uno Stato che è baro, uno Stato che non rispetta la legalità. Allora, qual è il segreto del ragionamento? Come si supera anche il primo parere dei costituzionalisti che sono stati chiamati a rispondere? I primi costituzionalisti che sono stati chiamati a trattare l'argomento hanno risposto come potevano rispondere, cioè che non si può. Dice, ma così cosa dice? Adesso non si può questo argomento. Sì, perché gli hanno fatto una domanda, quella che nei processi noi diciamo una domanda suggestiva. Il giudice si fa una domanda suggestiva a un testimone, dice avvocato, non è consentita la domanda suggestiva, perché la domanda suggestiva è la domanda con la quale tu imbocchi al testimone la risposta. E quindi i costituzionalisti hanno fatto una domanda suggestiva la cui risposta era scontata, quindi si può anche dire una domanda retorica, una domanda che non doveva neanche essere posta, o meglio, diciamo noi, doveva essere posta in termini diversi. E quali sono questi termini diversi? Se tu mi chiedi, nei limiti della Costituzione italiana è consentito un referendum per l'indipendenza, la risposta è già no, perché, ripeto, non c'è nessuna Costituzione al mondo, anche se la poni in Canada, anche se la poni in Spagna. E ho citato non a caso questi due esempi, perché proprio il Quebec, che è una, loro la chiamano provincia, chiamata la regione del Canada, ha avuto lo stesso problema, perché la Costituzione canadese non consentiva il referendum sull'indipendenza. Però in Canada, essendo un paese civile e democratico, dove non c'è paura, non c'è timore di chi vuole esercitare direttamente la sovranità, l'hanno tenuto ugualmente il referendum, per 3 volte non l'hanno vinto perché sono arrivati ai 49,5. Però hanno esercitato il diritto. E pensate la curiosità che in Canada, dopo aver fatto un primo referendum, qualcuno degli oppositori ha sollevato nuovamente il problema che forse non si poteva tenere, notate la curiosità, dopo che hanno fatto una prima volta, e hanno investito della questione la Corte Suprema del Canada, la quale Corte, e scusatemi se mi dilungo su questi particolari, ma su questo punto oggi si è incagliato più volte il Consiglio, ha dimostrato incapacità, la quale Corte ha detto, ragazzi, dice, una soluzione c'è nel diritto internazionale. Se lo Stato non lo vuole riconoscere perché o non lo vuole applicare, meglio, lo riconosce a parole ma non lo vuole applicare, il caso analogo di Israele, dovete mettervi attorno a un tavolo, dovete discutere, perché, e mi è piaciuto oggi che uno ha letto la frase del mio amico professor Bertolissi, ha detto perché nessuno ha il monopolio della verità. Allora, voi capite che quando un organo giudiziario, costituzionale, è costretto a concludere un ragionamento giuridico dicendo che nessuno ha il monopolio della verità, vuol dire che quello che non è regolato esplicitamente dalle leggi o che non appare regolato è rimesso all'esercizio sovrano del popolo, cioè non può decidere un altro al posto nostro. È compito della politica, è compito di chi gestisce la cosa pubblica, per superare anche situazioni gravi come quella attuale, a maggior ragione in situazioni di difficoltà come questa, di favorire questo processo democratico, di consentire alla gente di esprimersi, perché nessuno ha il monopolio della verità, soprattutto in un contesto dove non c'è regolamentazione. Questo è il punto. Allora, quando vi dicono che non è possibile, vi dicono una bugia. E oggi abbiamo visto la difficoltà in Consiglio, non riuscivano a orientarsi in questo quadro, ma si può o non si può? Allora i più chiusi, i più ottusi hanno detto no, non si può perché nella Costituzione è scritto che questo non si può fare.
E anche questa è una sciocchezza. È una sciocchezza perché la Costituzione italiana, tra le altre cose, ma questo lo tratteremo magari prossimamente, mi auguro che il segretario organizzi un bel incontro proprio con degli esperti internazionali, prima ancora del tavolo di cui deve impegnarsi che deve impegnarsi a costituire la regione. Perché vedete, la Costituzione italiana regola comunque l'articolo 10 un punto fondamentale. Dice che l'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. E questo è un punto fermo, è una finestra aperta sul diritto internazionale. O no? O quella norma ha un senso, oppure mi devono dire perché l'hanno scritta i costituenti. L'Italia si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. E questo è il punto fermo. Dall'altra parte, di quello che il mio segretario chiama il burrone italiano, no, c'è il diritto internazionale, il quale, come citato nella Carta dell'ONU e nel Patto di New York, regola, prevede il diritto. Oggi così ho sentito parlare di principio, di possibilità, cioè a vanvera, quando sentite tutte, avevo il cuore, l'attacco sempre che mi saltava perché non riuscivo a fermarmi, cioè quando sento delle cose che non hanno senso, vedevo la Formula 1 di Indipendenza da Veneta che mi passava tutti, però non era in gara, e allora dico batti il tacco, la prossima volta che la mettiamo in gara. Allora, dall'altra parte c'è il diritto internazionale. Che cosa si deve fare allora? C'è un vuoto, sono troppo lungo? C'è un vuoto quindi di regolamentazione, che non è un vuoto di regolamentazione interna all'ordinamento italiano, e anche questo è un punto importante, è un punto che dobbiamo acquisire come dato, cioè non è una cosa interna. Perché non è interna? Primo perché non ci interessa nulla che l'Italia, il Parlamento italiano regoli questa cosa, non lo chiediamo, ma soprattutto non lo vogliamo. Perché se vogliamo diventare uno Stato indipendente e sovrano, non abbiamo da chiedere nulla all'Italia. Perché vedete, noi non siamo contro la Costituzione italiana. Ecco, anche questo è un aspetto. Parlare di indipendenza non vuol dire essere contro qualcosa. Purtroppo abbiamo un terreno disseminato di fallimenti, i famosi Roma-Ladrona che poi sono andati a finire a rotoli, no, che ci creano delle difficoltà di comunicazione, che ci rendono difficile il nostro percorso. Però noi non chiediamo nulla all'Italia, noi non abbiamo nulla da chiedere. Tant'è vero che ormai la nostra azione ha avuto due passaggi: quello con la convocazione dall'esterno. Pensate, 42 anni che esiste il Consiglio regionale, è la prima volta che succede il fatto che è accaduto oggi, che dei cittadini con le loro firme sono riusciti a imporre la convocazione e la discussione di un tema delicatissimo che è quello dell'indipendenza. La forza della democrazia diretta, la forza dell'iniziativa che viene dalla gente. Devo dirvi tante cose, mi concedete di fare sintesi perché preferirei poi rispondere anche a delle domande. Io che cosa voglio aggiungere sostanzialmente, conclusivamente, per darvi anche un messaggio che sia apprezzato, che sia recepito. Vedete che noi non siamo contro qualcosa, come dicevo, noi siamo per qualcosa. E quel per è garantito da due passaggi, ripeto, quello democratico e quello elettorale. E poi è supportato da un criterio di legalità dalla quale noi non ci discostiamo. Nel nostro movimento, se c'è qualcuno qua che la pensa diversamente, è bene che giri immediatamente l'angolo. Non vogliamo né facinorosi, né gente che brucia bandiere, né gente che insulta l'Italia, perché io amo l'Italia turisticamente. Perché l'Italia non la voglio disprezzare, non ho nessun interesse a disprezzarla, assolutamente, però ho tutto il diritto di allontanarla da questo territorio sul quale non ha più titolo né politico né storico né di nessun'altra natura per continuare a esprimere atti sovrani. Noi vogliamo l'indipendenza, punto.
Allora, tanto per essere chiari, vi dico, perché domani sui giornali ci sono dei giornalisti che sono andati via dal Consiglio prima di me oggi e poi hanno fatto i servizi di televisione. Io capisco che in streaming si possono anche seguire gli altri, però ho visto poi infatti stasera un servizio su Rai 3 che non rispecchia la realtà delle cose. Assolutamente non rispecchia. Io vi leggo, il giornalista non ha questo documento, l'ho avuto io, voglio dire, ero dietro mentre l'hanno fatto, e quindi no. Che cosa dice il documento? Voglio lasciarvi con la lettura del documento approvato. Che cosa hanno deliberato? No, se fosse per me avrei deliberato l'indipendenza immediatamente, ma ve lo giuro, guardate, ve lo dico, se noi dovessimo se questi tarderanno a fare quello che devono fare e ci saranno le elezioni, noi faremo l'indipendenza perché abbiamo nel nome, viva Dio. Se non lo facciamo noi allora è finito tutto, no? Allora, che cosa hanno approvato oggi? Hanno impegnato il Presidente del Consiglio e il Presidente della Giunta, quindi tutti e due i livelli istituzionali, ad attivarsi per avviare urgentemente, quindi che non pensino di tirarla per le lunghe e di fare politica sull'indipendenza. L'indipendenza è un progetto che va attuato urgentemente con tutte le istituzioni, non di Roma, dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite. Quindi in qualche modo hanno già condiviso che l'interlocutore non è più Roma, e questo è un fatto politico importantissimo. Io non so se ne abbiano avuto la piena consapevolezza, ma mi interessa anche relativamente. Ma veramente mi interessa molto poco, perché capite, l'importante è che la macchina arrivi prima, che dia il risultato, no? Come si dice. E quindi con tutte le istituzioni dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite non si è detto di chiedere a Roma, perché io veramente me ne sarei andato, noi non saremo qui a celebrare qualcosa stasera. Ad avviare urgentemente le relazioni non politiche ma istituzionali, vuol dire diplomatiche. La Regione, voi sapete che ha un ufficio diplomatico a Bruxelles, non è utilizzato. Grazie a Indipendenza Veneta comincerà a lucidarlo, a farlo correre. Che garantiscano, non che valutino, che garantiscano l'indizione della consultazione referendaria per accertare la volontà del popolo veneto in ordine alla propria autodeterminazione. E poi hanno aggiunto, avvalendosi a tale scopo anche del parere consultivo di una commissione composta da giuristi, che era quello che noi già precedentemente avevamo prospettato e avevamo anche trovato consenso da parte del governatore Zaia, che però era rimasto un po' in sospeso. Adesso è un impegno formale, è un atto ufficiale della Regione. Impegna altresì il Presidente del Consiglio e della Giunta a tutelare in ogni sede competente, nazionale e internazionale. Guardate che quando noi scriviamo nazionale, anche qua forse non ne hanno avuto la consapevolezza, intendiamo veneta, non intendiamo italiano, il diritto del popolo veneto all'autodeterminazione. Io credo che oggi sia stata una giornata importantissima. Non abbiamo fatto la scalata della montagna, ma abbiamo individuato, o meglio, noi lo sapevamo già perché è un nostro progetto, abbiamo aiutato un consiglio disorientato in partenza a capire qual è il percorso, qual è la strada. E non è la strada che passa per Roma, è una strada che passa per Bruxelles e passa per New York. Voi capite che cos'è quindi l'indipendenza veneta. Grazie.